Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco e ben ritrovati. Oggi esaminiamo ancora qui con Andrea, che è qui presente, un'altra delle sue magnifiche partite. Abbiamo visto che vi è piaciuto tanto il format dove lui spiega i suoi ragionamenti, quindi siamo qui per riproporvi un'altra partita. Come sta andando il torneo, Andrea? Ma dopo i primi tre turni penso di essermi un po' risvegliato. No, a parte gli scherzi. No, ho fatto patta con qualche giocatore forte, 2000, 2620, più o meno 2580, 2560, però, sì, però in realtà cioè, le patte con i giocatori forti non mi emozionano più tanto perché ho un approccio molto scientifico al gioco, quindi cioè, secondo me fare patte è il risultato normale, no? Cioè, secondo me è più difficile, cioè molto difficile sbilanciare il gioco, no? Se qualcuno Certo, gioca certo. solido. No, invece ci sono stati due risultati decisivi, una sconfitta e una vittoria. La sconfitta è stata contro Jordan Van Forest, ma in un modo in cui di solito non mi capita, cioè come all'esame a scuola che non ti ricordi quella domanda lì. Ho giocato una cosa che mi sono dimenticato e devo trovare due mosse difficilissime in apertura, che erano, se non te le ricordi, sono molto difficili da trovare. E era l'unico cammino, dopodiché lui ha un vantaggio chiaro, non decisivo, ma diciamo che a questi livelli, no, un giocatore come Lucas Van Forest, quel vantaggio lì in termini di motore magari più 0,80 è un massacro, non riesci più a recuperare, lui è stato bravissimo. E poi il giorno dopo io e il bianco e mi hanno giocato la stessa variante, cioè a colori invertiti con cui mi hanno giocato. E infatti è anche passato Van Forest davanti alla mia scacchiera e si è messo a ridere per dire, perché poi avevamo analizzato così, cioè quindi mi sono trovato a rigiocare a colori invertiti contro la mia preparazione. Adesso possiamo vedere com'è andata. Volentieri, volentieri. Ok, allora la mia partita, allora guardiamo la mia partita quindi di ieri contro Daniel Sorm, è un giocatore ceco 2323, maestro fide. Ok, io inizio con D4, quella giusta, no scherzo. E... Cavallo F6, C4 e 6. Su cavallo C3 mi vuol fare la ninza indiana, cavallo F3. Ora gioca D5, perché con quest'ordine, ora che ho fatto cavallo F3, non teme la struttura Karsblad, perché la struttura, cioè se gioco cavallo C3, D5, qua questa struttura Karsblad è un pochino più insidiosa. Con il cavallo in F3, per alcune ragioni, non è così forte. Se gioco cavallo C3 mi può giocare mille aperture, tra cui Rago, Zin, penso che... Io ho giocato G3, la catalana, ancora quella giusta in questo periodo, perché la sta giocando Magnus Carlsen, e perché ho perso il giorno prima, no? Quindi non posso perdere contro un'apertura debole, no? No, scherzo. No, comunque G3, gioco la catalana. A questo punto di solito, ok, si può giocare passivo, alfiere 7, arrocco, sistemi chiusi. Il mio avversario ha giocato D per C4, che era ciò che anch'io avevo preparato il giorno prima, quindi per ora la partita contro Sorme e la partita del giorno prima coincidono. Perché io ho giocato alfiere G2, perché si può giocare donna 4 per recuperare il pedone, ma Mhm. teoricamente il nero ha la parità facile. Ecco qua, il mio avversario mi ha fatto cavallo C6, che è anche la mossa che ho fatto il giorno prima contro Van Forest. L'idea di cavallo C6 è iniziare a sgomberare la diagonale e mantenere il pedone. Quindi, tipo, se il bianco arroccasse, torre B8 e B5, no? Ed è difficile, no? Recuperare il pedone in C4. Sì. Quindi il bianco gioca donna a 4, che è ancora la teoria, ho giocato donna 4. Diciamo che se io prendo il pedone in C4, ora il cavallo in C6 sta male, è mal posizionato perché non si riesce a muovere il pedone C, no? Quindi alfiere B4, che è l'idea del nero, interporre, alfiere D2, cavallo D5, no? Perché se si cambia, poi dopo il pedone cade. Quindi cavallo D5 ha fatto il mio avversario, che era la mossa che ho fatto anch'io. Alfiere per B4, cavallo per B4, che qua ho arroccato. Ok. Il giorno prima, qua Van Forest ha giocato cavallo C3, ma mi ha detto che voleva arroccare anche lui, ha giocato cavallo C3 per un errore, si è confuso, e ha confuso tutti e due. Quindi, e questa è una vecchia linea, la introduco un attimo, 2 minuti, cos'era successo, per dire se ti va bene. Certo. Una piccola digressione sulla partita del giorno prima.
Ecco, adesso dopo cavallo C3 ho giocato alfiere D7, che è la buona. Lui adesso, adesso se lui gioca tipo A3 per attaccare il mio cavallo e prendere in C4, io faccio la scoperta, no? Contro la donna. Certo. E se prende il mio cavallo do il Cari doppio, no? Adon. Quindi lui adesso arrocca e ora minaccia A3 e donna per C4, no? Non ho scoperte perché prende il cavallo e basta. Quindi gioco A5 rinnovando la scoperta, no? Se gioca A3 posso dare una scoperta, per esempio, no? Sì. Quindi ora lui ha giocato donna di 1 e ora ho un pedone in più. Quindi qua io, che ero il nero in questa partita, Sì, sì. ho arroccato, lui ha fatto E3, ho giocato A4, ancora mi ricordavo la teoria, e qua mi ricordavo cavallo per A4 che era la principale, lui mi ha fatto donna E2, mi ero dimenticato che purtroppo c'era una partita, mi attacca il pedone, lo vuole recuperare, c'era una partita tra Aronian e Kramnik e io ho giocato A3, però dopo A3 lui prende torre B1 e qua ha un vantaggio schiacciante nell'ala di donna, tipico catalana, più centro, e poi è stato una sconfitta posizionale dove non ho potuto fare più niente, e la mossa che mi ero dimenticato era cavallo a Sì. 5, cavallo e ora c'è un'idea a 2 punti esclamativi che cioè, ho il pedone in presa e metto un altro pedone in presa, il cavallo, però ci sono complicazioni e questa mossa però poi dopo il bello è che anche lui non riusciva a trovarla, ma nessuno l'ho chiesto poi dopo a vari giocatori di 2600 che c'erano nel torneo, cosa faresti qui, e nessuno per mia consolazione è riuscito a trovare. Però bisogna saperla, no? È come all'esame, no? Quando è l'unica domanda, l'unica pagina del libro che ti sei dimenticato di ripassare, la professoressa te lo Porca chiede. vacca. Ah! No, e qua tutto funziona. Ci sono tante complicazioni. Lui può prendere in C4 non va bene perché l'idea è che inchiodo e guadagni un pezzo. Lui può prendere in D5, faccio alfiere H3, attacco l'alfiere e la torre, lui può fare donna F3, prendo la qualità, ci sono tantissime complicazioni, ma il nero sta bene. Però, ok, questo per la prossima volta. Però spero che magari qualche utente magari abbia l'occasione di giocare questa posizione e si salvi trovando cavallo 5 e cavallo di 5, ciò che io non ho potuto fare. Comunque, ok, torniamo alla partita del giorno successivo, no? Perché questi sono ricordi amari, però sono anche utili, no? Perché poi uno approfondisce queste Eh cose. sì. Quindi io adesso ho giocato a Rocco, seguendo la linea corretta che voleva giocare anche Van Forest che si era dimenticato. Ok, il nero gioca torre B8 perché l'idea, no, è giocare B5. Sì. A questo punto qua ci sono due varianti, cavallo C3 e cavallo A3. Entrambe le mosse sono possibili. Io ho giocato cavallo A3 perché voglio stoppare B5, no? A questo punto lui ha arroccato perché, perché prima o poi dovrà farlo, no? Perché se no un giorno potrei anche fare cavallo A5, Sì, no? sì, sì. Quindi ok, prima o poi deve arroccare, ora gioco donna B5 e voglio prendere questo pedone, no? Cioè se lui non fa nulla, tipo fai finta che fa una mossa qualsiasi donna per, ho un vantaggio schiacciante, no? Tipo la partita che ho perso, no? Una dominazione nell'ala di donna. Mm. Quindi qua lui gioca B6 per attivare l'alfiere, donna per C, alfiere A6 e qua gioco cavallo B5 perché l'alfiere è forte, no? E questo cavallo anche, lui gioca donna D5 per cambiare le donne e a questo punto gioco A4. L'idea è che questo cavallo per ora fa fatica a muoversi perché c'è 2 in presa, però è forte, se lui prende di alfiere in B5, apro la colonna, la torre, posso minare a 7, Eh sì. più che altro il pedone C no, è scomodo e lui è debole sulla colonna C, i suoi problemi sono su questa colonna, cosa te ne pare? Sì, 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 qui. E sei d'accordo che il cavallo in C6 è anche mal posizionato, no? Davanti al Eh pedone in sì. C7? Sì. Sì, e qua, tra l'altro, proprio perché il cavallo in C6 è mal posizionato, la mossa principale, che è cavallo A5 per provare a sbarazzarsi di questa debolezza, si lascia questo. Ci sono delle complicazioni, dovrebbe essere pari. Comunque, per fortuna che anche lui non sapeva o si è dimenticato la teoria, ha giocato torre B8 che difende C7, ma è molto passiva, Eh no? sì, si vede che Sì. all'intuito. Adesso, a questo punto io ho giocato torre a C1, forse poi riguardando dopo la partita torre FC1 era ancora più forte, ma torre C1 va bene, perché ora creo pressione, no, contro questa diagonale, e contro questa colonna. Lui gioca alfiere B7, ecco, e qua a questo punto ho visto che che guadagno già un pedone matematico. Sapresti come posso guadagnare un pedone Oh, qui matematicamente? guadagni un pedone matematico, fammi vedere. Sì. Allora, se lui togliesse il cavallo in C6, vinci il pedone in A7.
Però poi lui ti mette dietro la torre se lo riprende, quindi Ah, non tu è... dici questa è cavallo per, no? Sì, sì, stavo vedendo... Se avessi messo l'altra torre, cioè se avessi fatto questa torre qui, Si poteva posso fare. fare? Sì, però con questa torre, poi se gioco questa combinazione, lui si rifà sul pedone in A4, no? Ah, ok, certo, certo, Cioè infatti. lui prende qui, io Sì, prendo, però è stato un semplice cambio che non mi favorisce, no? certo. Ok, quindi questa è da scartare. Come te lo No, prendi però qui il pedone? Forse sto vedendo E4 di 5. no, guarda, te lo faccio vedere. Guarda, qua l'alfiere catalano l'alfiere vuole entrare in gioco. Cavallo E5, punto esclamativo. Cavallo E5. Sì, perché apro questa diagonale che è potentissima, no? Eh sì, perché lui ha l'alfiere indifeso, Sì, sì. ora lui deve prendere una scelta. Cosa fa se no? No, no, Lui no, per forza. prende, D per E5, ora guarda, e ora ho due minacce importanti. Minaccio cavallo per A7 e minaccio anche cavallo per C7 per via dell'inchiodatura. Tipo, se Sì. lui... Sì, perché allora se lui non fa, non posso prendere anche qui, ma se lui gioca A6, io posso prendere in C7 e perde un pedone secco. E Sì. sappiamo, no, che un pedone è un pedone. E se giocasse un finale così, qua ha Sì, tutta sì. l'apparenza di essere perso, no? Prima o poi. Prima o poi vince il bianco. Alfiere più forte del cavallo, no? Pedone Mm. in più, attivo la Mm, torre. mm, mm. Sì. Bello, no? Che non ha quindi lui ha giocato C5 con che idea? Con l'idea, se gioco, se faceva C6 io posso prendere in A7 oppure entrare in D6 e poi prendo il pedone in C6, no? Sì. Quindi lui ha giocato C5, ecco, e qua è un'idea interessante perché se io prendessi in A7, lui si rifà sul pedone in A4, non come una volta, e non ho Sì. guadagnato nulla, anzi sta bene lui, no? Ora, la torre attiva, no? I pedoni però qua c'è un piccolo dettaglio che ho ancora qua, ho modo di guadagnare un pedone che ho calcolato già da prima, però ora come guadagno un pedone in 3 o 4 mosse? È un gioco di inchiodature. Allora, allora, cavallo C... No, aspetta, scusa. Allo C3 te lo prende. Infatti. Prendi in B7, prendi in E2, Aia. No, infatti. Gioco di inchiodature. Ah, forse c'è... Aspetta, Sono di 6, torre lì, cattura, cattura. Ehm. Cazzarola, non la vedo. cavallo D6, che è una Cavallo casa di 6. fortissima, questa Sì. mossa è chiamata. Torre C7, ora qua questo cavallo è forte, ma qua lo do, sto cavallo, perché Sì? poi ora gioco torre D1 e il cavallo è inchiodato e voglio prendere in D5. Il cavallo non può muoversi perché c'è Ah, la torre certo, dietro. certo. E se prova a difendere il cavallo con una qualunque delle torri, allora il cavallo è inchiodato sulla colonna D. Se gioca torre Sì. D8 e 4, ci sta Sì. dietro la torre, con matto del corridoio. Se gioca torre D7 comunque è 4. E curiosamente il cavallo non ha caselle da dove difendere la torre, no? Se va in F6 prendo. Se in B6 non può andare, quindi perde un pezzo. E quindi qua ha detto, vabbè, quindi qua ha deciso di giocare con un pedone in meno. Vado torre C8 e qua ho preso il pedone. Ecco, a questo punto, allora è un pedone in più, quindi ho 5 contro 3 sull'ala di re, Mamma mia. però lui ha un 3 contro 2 nell'ala di donna, no? Quindi potenzialmente ha del controgioco, no? Deve Sì. cavarsi un pedone passato. E la mia difficoltà è che i pedoni sono doppiati, no? Sì. Però allora qua adesso ci sono alcune regole semplici. Allora devo far valere questa maggioranza. Allora lui potrebbe mettere i pedoni in marcia, no? Allora la prima cosa che bisogna fare in questi finali è attivare il re. Quindi, perché? Perché il re può bloccare. Lui qua ha giocato re F8, io gioco F4 per consolidare E5 e portare il re al centro. Ottimo. È importantissimo, sì. Lui qua ha giocato re 7, qua centralizzo il re. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light.
il suo re non può andare oltre, no? Perché se prova ad attivarsi, poi prende matto, no? Qua la mia massa pedonale mi serve, no? Sì. Quindi qua, dopo re F2, lui gioca a 6, io gioco re 3. Qua, non so se vedi che se ora lui mette in moto i suoi pedoni, qua il mio re attivo mi serve, no? Per bloccarli, fare pressioni, no? Lui è già finito con le sue spinte pedonali, no? Sì, no, è interessante vedere come insomma, giocatori forti come te attivano subito il re. E a Nel me finale sì. sarebbe venuto spontaneo, non so, giocare 4 così controllo anche le case chiare, però in realtà... Però dopo i 4 il re non può più passare. Sì, sì. No, poi prima lui qua ha giocato H5, io gioco Re 4. Ora qual è il mio piano? Ti dico quale potrebbe essere il mio piano. Tipo, il mio piano potrebbe essere torre di 6, re di 5, e poi dopo fare 4 magari. Cosa ne pensi? Interessante, no? Torre di 6, re di 5, F5, magari se la torre si sposta entrare ancora di più in C6, no? Sì. Oppure provare a cambiare una torre. Però posso fare tanti progressi, no? Io ho giocato torre C6, a questo punto... ah no, chiedo scusa, qua su H5 non ho giocato re 4, ho giocato prima torre C2 con una mossa di profilassi, no? Perché, non so, un giorno, metti che lui un giorno fa B5, si apre la colonna, la torre difende tutte le possibili debolezze. Ottimo. Quindi gioca la torre C6, ora gioco a torre E4, magari un giorno voglio riuscire, se lui torna indietro, magari gioco torre di 6, re di 5, prendo ancora Ottimo. più spazio. Quindi gioca torre G6 qua per fare pressione sui miei pedoni, vuole fare, non so, H4, no? Di distruggere la mia catena. E qua trovo una conformazione interessante, gioco E3, lui gioca H4 e io prendo perché mi faccio rovinare i pedoni, ma poi adesso lui la torre vuole prendere in H4 recuperando il materiale, così io ho una struttura un po' rotta, il pedone in H2 debole, ma nel frattempo due piani interessanti. Allora il mio primo piano era provare a entrare, no? Con il re. Questo Ok. penso che dovrebbe vincere, no? Però non so se sei d'accordo che ha un pochino di controllo, cioè dovrei vincere perché la mia torre tiene due pedoni, il re attivo e poi gli cade tutto, però... Sì, sì, fa un po' paura, sì. No, magari un giorno faccio re C7, magari lui torna indietro, no? E mi dà matto, Mm, però... mm, che ha mm, ancora mm, due mm, torri, non mm, una. sì, No, però stavo pensando a queste cose, poi però mi è sembrato più semplice giocare a 5, no? Se fa torre G4, cosa ne pensi? bella, Perché voglio bella. distruggere la sua... Cioè lui prende in B5, però prendo in C5, poi cadono tutti i suoi Sì, pedoni, gli sì, così distruggo la catena. ti Se assicuri fatto anche il che repair, lui sì, sì, sì. non... Cioè, se Buono. fatto il repair, prendo, e ancora tanto materiale in più, dovrei vincere. Da scacco attivo il re, poi le torri entrano in ottava, in settima, qua dovrei vincere a mani Sì, basse, penso, no? sì. Ecco qua, allora lui è tornato indietro, ecco qua però non ha recuperato il pedonacco, i pedoni rotti, ma io ho giocato H5, torre C6, e qua, ecco, a questo punto c'è già un po' di Zeitnot, no? Perché comunque queste mosse tecniche comunque ci devo pensare. E siamo alla mossa, io devo far arrivare alla mossa 34, abbiamo pochi minuti, e alla 40esima danno 30 minuti, quindi qua gioco A per B, e qua prendo in C5, qua è stressante, no? Sì. Il tempo. Quindi lui gioca torre per B2, qua un piccolo trucco di esperienza, guarda qua, catturo. E ora siamo alla mossa, bene, abbiamo appena fatto la mossa 35, devo fare 5 mosse, quindi qua ripeto, do scacco e la torre va in settima e va bene. Qua do scacco ancora e ripeto una volta, no? Certo. Stiamo alla mossa, due volte siamo alla mossa 38 e a questo punto lui mi sta attaccando il pedone, gioco H4. E quindi a questo punto lui deve attaccarmi i pedoni perché non ha altra scelta che provare a catturarli tutti e due. E ora ripeto un'altra volta perché non è più ripetizione, no? Perché il pedone È H4 cambiato, cambia. certo. Sì, e adesso qua abbiamo fatto la 40esima, per sicurezza faccio la 41esima perché non si sa mai che ho scritto male le mosse e poi Sì, perdo sì, di sì. tempo. E non so se anche te hai avuto queste paranoie ogni tanto quando giochi. Ecco, e adesso penso, e qua ho potuto mezz'ora in più, ho potuto pensare 20 minuti. Ok, ora cosa devo pensare? Allora, questo finale dovrebbe essere vinto, perché questa conformazione è molto forte, no? Sì. Due pedoni passati uniti vincono. Allora, io qua ho pensato tutte queste cose. Allora, se lui prende questi due pedoni e io prendo A6, non so se questo finale si vince. Ho chance, ma non è chiaro. Sarebbe più facile vincere se gli cade almeno un altro pedone, no? Certo. O se questi tre pedoni hanno soltanto un avversario. Quindi qua trovo un'idea interessante. Io stavo anche pensando a provare a entrare con il mio re, ma quindi qua l'attività del re è importantissima. Gioco un sacrificio per poter attivare il mio re. Ho due pedoni in più, investo parte del materiale, gioco H6, cosa te ne pare?
perché ora lui deve catturare in H6, no? Bella, Perché bella. se lui non cattura, tipo immaginati che fa G6, qua vado a donna, no? Bellissima, Vai, vai. bellissima, Se fa torre per H4, lo scacco e poi vado a donna, no? bellissima. Quindi lui prende, a questo punto il mio re si può attivare, perché tipo se gioca torre per H4 era il materiale pari, ma bye bye, no? No, perché viene qui, però è che alla fine, guarda, prendi un F7 e poi il pedone vincente, no? Cioè i pedoni Certo. sono, cioè il pedone E vince, no? Sono pedoni passati uniti. Lui può iniziare a prenderne uno anche, Sì, ma, sì, ma sì. qua perde, qua, cioè non può salvarsi. No, stavo vedendo, Andrea, come alla fine questa tua conformazione di pedoni qui, È stata quindi forte, sono doppiati, sono ma sono forti. fortissimi, sì, sì, sì. E quindi, e qua, l'unica difesa per lui è provare a tenere la sesta. Allora, perché ho altri piani, entrare e anche giocare un attacco doppio. Sì. Io ho giocato torre B6, ho giocato torre C6, attacco doppio. Guarda, ti faccio vedere una cosa curiosa. Io stavo analizzando torre... Allora, su torre G2 probabilmente io avrei giocato H5 per mantenere lo status quo, ma ti faccio vedere una variante curiosa. Io stavo analizzando torre C6 con attacco doppio e qua bisogna vedere se lui gioca torre G6. Ti faccio una domanda a te. Si può entrare nel finale di pedoni o no? Ah, certo, devi calcolare se lui arriva prima. Sembra che lui sia molto veloce con quel pedone, perché ora che noi arriviamo su con tutti, Perché tu dici prendi, lui inizia a sì. spingere E e tu devi qua tu spingere inizi... almeno anche quello F, no? Sì, però sembra che arriva prima lui, no? Mamma mia. Guarda che sfiga, che scacco. No, no, però in realtà vince il bianco. Questo l'avevo calcolato perché qua vado in I6. Wow, bella, Se gioca a 5 arrivo subito a bella, donna bella, e giusto, giusto, se gioca a Re 8 sono nel quadrato. giusto, grande, grande. E qua non può, vedi che non può mai crearmi controgioco anche, È vero. nemmeno, sì. E quindi qua dovrei vincere, penso. No, però comunque in realtà su Torre G2 avrei giocato H5 perché poi su H5 non può andare in G6, di nuovo deve tornare tipo in Sì. B2, no? Per provare. Quindi lui gioca a torre qui perché su F6 mi vuole dare scacco. Adesso forse E6 vinceva, ma io gioco torre C6, no? Perché penso che così dovrei vincere. Perché dovrei vincere con torre C6? Perché proviamo ad analizzare un attimo cosa può fare. Allora, hai due pedoni attaccati. Quale dei due pedoni difende? È quello in A, tipo lo spinge. Allora, se gioca torre A2, re F6 abbandona, no? Ah, giusto. Sì, lui ha giocato A5. Io mi aspettavo re G7. Però su re G7 comunque dovrei vincere. Sai come potrei vincere su re G7? Allora, su re G7 prendo in A6 e ora Sì, praticamente... Allora, questo cambio strutturale mi avvantaggia perché un giorno io giocherò E6, avrò questi due pedoni passati uniti. Quindi diciamo chiaro. che lui deve difendere la settima, no? Perché se lui tergiversa, addirittura ho minacce di fare E6, no? Per l'inchiodatura. Quindi lui difende la settima. Il suo problema è che prima o poi gioco E6 Sì. e questi pedoni passati Sì. uniti prima o poi vincono. Cioè il re si difende con i pedoni, avanzano, è lento ma imparabile. Sì, sì, diciamo che tenere il pedone, cioè dare il pedone in A6 gli avrebbe dato magari una difesa più tenace, però così ad occhio è anche un po' la sua unica chance di vittoria tenere quel pedone, no? Sì, sì, beh, sì, sì, però non arriva in tempo a No, vincere, no, no? Però, certo. però sì, è vero, sì, è meglio, sì, questo pedone da speranza, no? Esatto. Però lui ha giocato a C, qua potevo catturare H6, tornare qui, ma gioco Re F6 che penso che è più forte, perché minaccio matto. Matto. Se gioca Re 8, do scacco, torre A8, e qua sì, questo pedone può far paura, ma guarda, questo pedone fa molta più paura, no? Quindi Bello. qua si vince. No, quindi qua adesso lui gioca torre B8 per parare il matto. Ecco qua l'idea di, come si chiama? L'idea di Tarrash, la torre, sia che attacca sia che difende, deve attaccare i pedoni passati nemici o supportare i propri pedoni da dietro. Da dietro. Sì, perché ora è finita qua. Se gioca torre a 8 potrebbe avere un po' di controgioco, no? È importante non per me. Cioè, se io faccio F5 per avanzare, qua potrebbe diventare meno chiara, no? Cioè, non so, magari si vince lo stesso, però è un casino. Quindi torre qui, è importantissima. Ottimo, ottimo. Però tecnicamente è ovvia questa mossa se si hanno visto un po' di finali. Ora, se gioca torre B5 è matto. Certo. Una cosa, se gioca a 4, tu prenderesti il pedone o no? Secondo me chiaramente no, perché se prendi il pedone poi ti scaccia dalla sesta. Sì, Perché sì. giochi F5 tanto non Sì. lo può difendere e ora se avanza
il pedone ancora, se lo difende matto, se avanza il pedone ancora ora lo catturiamo. Sì. Se ora da scacco E6, no? E se prendi il pedone matto. E se gioca re G8 prendo il pedone, se da scacco E6 e qua vinco perché ora il re tagliato fuori non può. Quindi ti faccio vedere, sì, ormai qua è questione di tecnica. Lui qua in questa posizione lui ha giocato re G8. Ora ancora non prendo il pedone perché se prendo il pedone lui mi caccia. Quindi gioco F5, voglio rimanere in sesta con il re perché il re attivo è importantissimo. Ora lui gioca torre F8. Se gioca torre B5 penso che posso vincere così, no? Scacco E6 e non ha modo, no? Di fermare il pedone. Cioè, tipo, può rallentarlo ma non fermarlo. Può provare, non so, perché è perso, cioè non ha nulla, non ha nulla. Quindi il pedone va a donna. Quindi, quindi qua lui adesso ha provato a stare fermo. Ecco, ora il pedone cade, no? Io ho giocato re H7, ora sono andato in A7, lui ha giocato re G8, ora spingo, e ora lui ha giocato H5, ha quasi finito le mosse, e ora probabilmente vinta in vari modi, potrei giocare I6, FPR, i due pedoni, ma più bella torre B7, nero in Zugzwang. Wow. Eh sì, perché qualunque cosa muova, poi perde il pedone F, prendo il terzo pedone. Poi bella. Però, ok, sì, però questa fase è bella perché un po' da quando... Allora, la difficoltà è stata innanzitutto ricordarsi l'apertura, perché anche se l'ho ripassato 2 volte non me la ricordavo bene, no? Perché se già ho dimenticato il giorno prima, no? La domanda d'esame, anche adesso non vuol dire che non l'ho vista molto bene, però ecco, qua io sapevo solo che torre C8 era sbagliata, da qui ho iniziato a pensare e qua cioè, solo decidere quale torre è stata la difficoltà principale. Dopo alfiere B7 qua è stato facile vedere che cavallo E5 guadagna un pedone, e poi qua la difficoltà è stata di nuovo un momento, una volta preso il pedone, decidere un attimo che piano fare, capire un attimo, creare questa conformazione, no? Con i 3 che è stata fortissima alla fine, no? Perché poi mi libererò un giorno con... E poi qua attaccare la sua struttura è stato chiave, secondo me, ripetere per arrivare alla mossa 40, poi non so se sei d'accordo, secondo me chiave H6 per cedere questa casa al re, no? Bellissima, bellissima. Sì, questa probabilmente è stata chiave, no? E poi qua questa tecnica di giocare F5 per non farsi schiacciare il re, lo Zugzwang finale. Il Zugzwang finale è la ciliegina sulla torta. Sì. Vediamo adesso come finirà il torneo. Normalmente i tornei sarebbero già finiti, no? Perché sono passati 9 turni, questo è molto lungo, speriamo di fare bene, no? Sono 12, Andrea? 11. Okay, Oggi ho fatto patta. Giocavo contro uno spagnolo 2565, mi ha fatto 6 mosse di apertura, un Merano, mi ha giocato alfiere di 3, offerto patta, e cosa posso fare? Cioè, ha più elo e il bianco, soprattutto, ma non è l'elo e il bianco, cioè sul bianco io posso giocare, ma cioè come... Sì, ai tuoi livelli con l'ero è un po' per il mio stile, cioè, non è serio, no? Cioè obiettivamente... Cioè, se tu giochi con uno più forte e offre patta alla seconda mossa con il bianco, obiettivamente lui ancora il vantaggio, sta meglio lui, no? Quindi è rifiutabile. Sì. Poi dopo mi ha detto che non si sentiva bene così, quindi magari forse avrei vinto se stava male, però prima di tutto non lo sapevo e poi sarebbe stato abusare, no? Quindi sono contento. Vediamo gli ultimi turni come andranno. Ottimo Andrea, grazie di cuore come sempre per il tuo reportage e in bocca al lupo per i prossimi turni. Va bene, grazie mille, speriamo che vada bene. Ciao Andrea, ciao. Ciao. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!